oggi l'Isola saluta il rosso, si torna a scuola tra una settimana anche le superiori, si registrano degli incrementi di casi a Porto Empedocle e Raffadali, anche 2 migranti positivi fanno rotta a Lampedusa. Giunta a Musumeci a Pergusa, rendiconto, bilancio e legge di stabilità al vaglio. Parte oggi l'iniziativa introdotta dal Governo nazionale per incentivare gli acquisti senza contante e con strumenti elettronici. Si insedia un nuovo commissario generale, Maria Concetta Floresta. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Da oggi la Sicilia è zona arancione. Il provvedimento firmato dal presidente della regione Nello Musumeci recepisce la normativa nazionale ma introduce anche alcune misure aggiuntive che riguardano il ritorno in Sicilia. I dettagli con Lello Casesa. Da oggi, 1 febbraio 2021, la Sicilia diventa zona arancione. Dopo la firma del ministro Speranza, il governatore ha decretato ieri sera il provvedimento che recepisce le misure di alleggerimento e consente il rientro a scuola delle scuole medie, seconde e terze, rimaste escluse dal primo provvedimento. Seconde e terze medie dunque torneranno in classe, mentre per le superiori bisognerà attendere l'8 febbraio, con gli studenti in aula e con presenze contingentate al 50%, sempre che il contagio continuerà a calare. Si potrà circolare liberamente nel proprio comune e si potrà andare a trovare un parente o un amico. Si potranno ospitare al massimo 2 persone. Chi vive in un paese con meno di 5.000 abitanti può spostarsi in un raggio d'azione di 30 km, ma non andare in un capoluogo di provincia né lasciare l'isola. Le eccezioni riguardano sempre e comunque le esigenze di lavoro, di salute, di necessità o il ritorno a casa. Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Per quanto riguarda i negozi, possono riaprire anche nei centri commerciali chiusi nei weekend, tranne farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie, librerie, negozi alimentari e vivai. Resta invece la chiusura dei locali che potranno fare solo asporto e domicilio. L'enoteche e i bar che non servono cibo devono sospendere l'asporto alle 18, restano chiusi musei, teatri, cinema, palestre e piscine. Il presidente della regione conferma l'obbligo di registrarsi su www.siciliacoronavirus.it per chi entra nell'isola. Voglio sperare nella condotta responsabile di questa minoranza che ci ha messo in difficoltà nel periodo delle festività, ha dichiarato Nello Musumeci. Adesso puntiamo alla zona gialla e per farlo abbiamo bisogno di una condivisione da parte di tutti, perché la politica arriva dopo. Quello che conta è innanzitutto il numero dei contagi e il numero dei decessi. Sono 33 i nuovi positivi e 2 deceduti nell'Agrigentino nelle ultime 24 ore. I morti sono uno di Campobello di Licata e l'altro di Ribera, che portano il totale a 129 dallo scoppio della pandemia. Lo si evince dal report quotidiano dell'ASP di Agrigento, che mette in risalto anche 4 i nuovi ricoverati. Effettuati 113 tamponi, 39 sono i guariti. Oggi ritorno in classe da lunedì prossimo anche le superiori. Contestualmente alla ripresa delle attività didattiche in presenza, i dirigenti scolastici possono richiedere all'ASP azioni di monitoraggio sanitario con specifica programmazione, ovvero i famosi tamponi. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al via oggi l'attività scolastica in presenza dopo la chiusura dovuta al lockdown. Gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori hanno così potuto rivedere i propri compagni e i docenti e poter continuare a svolgere le lezioni. Stamani siamo stati presso alcuni dei 9 plessi di cui si compone l'Istituto Rita Levi Montalcini, quello della scuola media Margherita Hack e quello della scuola elementare Nuova Manhattan, siti al villaggio Peruzzo. Riprendiamo dopo l'ordinanza contingibile del Presidente della Regione e dopo che il Sindaco di Agrigento per ovvi motivi aveva chiuso tutte le scuole di Agrigento, riprendiamo in presenza, riprendiamo alla grande. Tutti i bambini e ragazzi sono presenti, sono rientrati a scuola, premesso che durante la scorsa settimana abbiamo fatto lo screening di massa che ha dato risultati negativi, per cui siamo estremamente contenti e felici. Riprendiamo in presenza, atteso che la didattica vera secondo me è quella proprio in presenza, anche se durante tutto questo periodo di chiusura della scuola noi abbiamo
applicato il regolamento della didattica digitale integrata che ha dato ottimi risultati, però la didattica in presenza è tutt'altra cosa e quindi siamo ben felici di rivedere i nostri alunni, tutto il personale e ripeto, siamo ripresi nel miglior modo, abbiamo ripreso le lettività nel miglior modo possibile, speriamo di continuare con tutti gli accorgimenti possibili e speriamo di continuare sempre in presenza. Ecco, lei stamattina è impegnato nel giro dei nuovi plessi che la Rita Levi Montalcini ha sparso nel territorio, anche siamo qui al villaggio Peruzzo, per cui diciamo un incontro con i docenti ma anche un saluto ai ragazzi. Sì, ho voluto girare come assolutamente sono solito fare, andare a dare il saluto ai miei alunni che, ripeto, dopo questo periodo di DAD riprendono lezione. Ho visto in tutti i plessi diciamo un'armonia, una gioia di riprendere, atteso che noi abbiamo sanificato tutti i plessi la scorsa settimana, in più sono arrivati nuovi arredi, banchi nuove, sedie nuove, quindi dico riprendiamo nel miglior modo possibile e con la speranza che possiamo continuare fino a giugno sempre con la didattica in presenza. I ragazzi hanno partecipato splendidamente alla DAD. Quest'anno siamo stati molto più organizzati e tra l'altro sentendo qualche genitore molto soddisfatto, devo dire che non solo i ragazzi hanno collaborato ma l'organizzazione è stata ad hoc, perché siamo riusciti a portare avanti non solo i programmi ma il lavoro con un'organizzazione oraria perfetta, devo dire, ben calibrata tra ore in sincrono e orario in asincrono. Quindi i ragazzi hanno partecipato, sono tornati pronti e speriamo nella prudenza e nel buonsenso di tutti che possiamo andare avanti fino alla fine dell'anno come abbiamo sempre fatto. Noi siamo a disposizione dei ragazzi, il preside lo sa, e quindi siamo con loro, per loro e lavoriamo continuamente per questo buon fine. Tra l'altro loro sono ragazzi di terza e quindi in virtù di questi prossimi esami speriamo di portarli avanti come si conviene, insomma, e come si spera, senza più un ritorno, anche se, ripeto, la didattica a distanza noi l'abbiamo condotta in modo ottimale. Meglio della DAD, meglio della DAD. Qui si ci può incontrare con i tuoi compagni, no? È un modo per uscire di casa almeno. Sì, mi piace, diciamo che la DAD è un modo per essere un po' più protetti, però comunque rientrare a scuola è bello, rivedere persone, compagni, anche professori. Sì, è stato un bel rientro, anche rivedere i compagni, i professori, finalmente si possono fare le lezioni, è bello stare in presenza. Una battuta sulla ripresa oggi dopo diversi mesi della scuola, quanto è importante anche per i ragazzi il contatto, diciamo, fisico. Importante sì, perché la scuola si sa, dà la possibilità di aggregarsi, di stare bene, di condividere, quindi direi che sono dei passi fondamentali. Il rientro a scuola per i nostri alunni è stato di particolare rilevanza perché stanchi di questa DAD che li ha fatti lavorare però con tutte le difficoltà del momento, rientrare a scuola e incontrarsi con i compagni, quindi socializzare, avere il contatto con gli insegnanti è stato particolarmente importante e speriamo che non ci siano ancora altri momenti di stacco e di chiusura e che la scuola possa continuare per la crescita degli alunni e la loro formazione. Nuovo allarme Covid-19 a Porto Empedocle. In appena un giorno si è passati da 16 a 29 positivi. In 24 ore si sono registrati 13 casi di positività e c'è un cluster all'Istituto Comprensivo Livatino. Il sindaco da Carmina raccomanda prudenza e rispetto delle regole. Vediamo. Sono qui per darvi notizie in merito alla evoluzione della situazione del coronavirus nella nostra cittadina. Purtroppo in queste ultime 24 ore c'è stato quasi un raddoppio dei casi. Eravamo scesi a 16 casi, ma nell'arco di 24 ore mi sono stati notificati ben 13 casi di positività, per cui siamo a 29 casi in tutta la cittadinanza. Fra l'altro una di queste persone è ricoverata in ospedale, pare abbia la polmonite bilaterale, quindi in una situazione di particolare difficoltà
preghiamo tutti per lui e che torni presto nella nostra città e alla sua famiglia. Devo darvi anche delle notizie in merito alla riapertura delle scuole. Come tutti sapete, da lunedì torneranno alla frequenza in presenza i ragazzi della seconda e della terza media inferiore. I ragazzi della scuola media superiore invece nella regione Sicilia torneranno a scuola a partire dal giorno 8. Tuttavia, purtroppo, nonostante io avessi predisposto tutto nella giornata di venerdì, anche l'accensione al riscaldamento, pure per l'istituto comprensivo Livatino, nel pomeriggio di venerdì sono stata contattata dal preside Argento e anche dal dottore Collura, referente Covid per le scuole per l'intera provincia di Agrigento, che mi hanno dato la notizia che altri 2 componenti fra gli operatori scolastici sono risultati positivi al coronavirus. Quindi la prudenza utilizzata durante la scorsa settimana è stata, come dire, efficace, perché effettivamente il dottore Collura mi ha detto che, quindi, attesa che ci sono ben 6 casi fra il personale, si tratta di un cluster, avrebbero messo in isolamento tutto il personale dell'istituto comprensivo Livatino, per cui bisogna procedere a una nuova sanificazione degli interi plessi dell'istituto e altresì dare il tempo al preside di provvedere con le sostituzioni. Pochi istanti fa mi sono sentita, per la verità, col preside Argento, mi ha detto che ha già individuato i sostituti lunedì e martedì, quindi procederemo, spero di fare tutta la sanificazione di tutti i plessi e di completarla quantomeno, e poi attendo la conferma ufficiale da parte dell'ASP di poter procedere alla riapertura. Naturalmente il mio temporeggiare a volte a dare le notizie, perché io da sindaco devo attenermi anche alle considerazioni, alle richieste da parte dell'ASP e da parte dei presidi, dei dirigenti scolastici delle scuole, perché sono consapevole dell'importanza che ha la formazione in presenza per i nostri ragazzi. Sono perfettamente consapevole che questa situazione di protrarsi delle chiusure crea anche un effetto psicologico di depressione, di poca socializzazione nei nostri ragazzi, quindi delle ansie dei genitori che vedono magari i loro figli a casa intristirsi per non poter avere rapporti con i propri compagni. Raffadali, dopo aver raggiunto quasi quota zero, presenta ancora qualche contagio con 10 persone positive. Nella scorsa settimana 3 classi dell'Istituto Comprensivo Garibaldi Capuana restano a casa. Vediamo. Bollettino del 31 gennaio 2021. La situazione sanitaria a Raffadali: stavamo per raggiungere quota zero di nostri concittadini positivi al Covid. Questa settimana abbiamo avuto invece qualche contagio. Abbiamo a oggi 10 nostri nuovi concittadini che in questa settimana sono risultati positivi al Covid-19. Un intero nucleo familiare composto da 4 persone e poi altri 6 nostri concittadini che sono positivi al Covid, sono tutti in isolamento fiduciario, sono tutti soggetti che sono stati scoperti senza sintomi per aversi fatto il tampone istantaneo al comune o presso qualche laboratorio privato, quindi siamo stati, devo dire, fortunati. A loro faccio i miei migliori auguri, sono tutti asintomatici, qualcuno mi manifestava soltanto qualche lieve sintomo influenzale, niente di particolare. Comunque auguri a tutti per una pronta guarigione. La situazione sanitaria vedo che va migliorando anche a livello regionale e a livello nazionale. A livello regionale abbiamo avuto nelle ultime 24 ore un numero di tamponi processati che non c'era mai stato. Siamo arrivati a circa oltre 32.000, esattamente 32.850,
e abbiamo soltanto 716 nuovi positivi in ambito regionale. Abbiamo un'incidenza del 2,1 tra tamponi processati e positivi, che penso che sia la più bassa a livello nazionale. A livello nazionale invece abbiamo 11.252 soggetti positivi su 213.000 tamponi processati e abbiamo avuto 237 vittime nell'arco delle 24 ore. Sono tutti dati in miglioramento rispetto ai giorni precedenti, quindi si vede che i cittadini vanno un po' abituandosi al convivere con il virus. Devo dire che ancora dobbiamo convivere e dobbiamo stare in questa situazione per qualche altro mese. Speriamo entro fine anno di raggiungere la cosiddetta immunità di gregge, quindi di essere stati tutti vaccinati, ma ho le mie perplessità, devo dire. Quindi dobbiamo convivere con il virus, quindi vi raccomando sempre, e penso che ogni tanto qualche errore lo commettiamo, mi ci metto pure io, perché se tutti utilizzassimo il dispositivo di protezione individuale, cioè le mascherine, in modo corretto, oppure manterremo la distanza di sicurezza, quindi possibilmente oltre 2 metri ancora una situazione migliore, o ci igienizzassimo spesso le mani. A Lampedusa un barcone ha eluso i controlli in mare ed è approdato con a bordo 77 subsahariani, tra cui 35 donne, 5 delle quali incinte, e 16 bambini. Una delle donne in stato di gravidanza e un'altra con dolore al torace sono state soccorse al poliambulatorio dell'isola. La donna col dolore al torace è risultata positiva al tampone rino-faringeo anti-Covid. Anche un altro migrante è positivo al coronavirus. Adesso sono ospiti dell'hotspot in contrada Imbriacola, dove dimorano attualmente 180 persone. Nel frattempo da Augusta è partita la nave quarantena Rhapsody diretta a Porto Empedocle, dove saranno trasferiti e trasbordati sulle navi 180 sbarcati a Lampedusa. Parte la lotteria degli scontrini, l'iniziativa introdotta dal governo nazionale per incentivare gli acquisti senza contante e con strumenti elettronici. Arturo Cantella. Parte oggi, dopo alcuni rinvii, la lotteria degli scontrini, l'iniziativa introdotta dal governo Conti per incentivare gli acquisti senza contante e con strumenti elettronici. Dal 1 febbraio gli acquisti di beni e servizi di almeno €1 pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. La lotteria, si legge in una nota congiunta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prevede premi sia per chi compra sia per chi vende. Giovedì 11 marzo è fissata la prima estrazione mensile che distribuirà premi da €100.000 ciascuno a 10 acquirenti e premi da €20.000 a 10 esercenti a fronte di scontrini emessi e registrati dal sistema lotteria dal 1 al 28 febbraio. Da giugno in poi si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da €25.000 per chi compra e 15 premi da €5.000 per chi vende. A inizio 2022 si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1 febbraio al 31 dicembre 2021, assegnando €5 milioni a un acquirente e €1 milione a un esercente. Nel provvedimento congiunto pubblicato dall'Agenzia delle Dogane e dall'Agenzia delle Entrate vengono fissate le regole per il funzionamento della lotteria. Possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di un'attività di impresa, arte o professione, acquistano pagando con mezzi elettronici beni o servizi per almeno €1 di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell'acquisto. Si tratta di un codice a barre alfanumerico che si potrà ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul portale della lotteria. Il codice può essere stampato o salvato su dispositivo mobile, smartphone o tablet per essere esibito all'esercente quando si effettua l'acquisto.
Se l'importo della spesa è almeno pari a €1, il pagamento avviene tramite mezzi elettronici, lo scontrino elettronico che l'esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo superiore a €1.000. Successivamente all'estrazione dei biglietti vincenti, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli risalirà così dal codice lotteria associato al biglietto estratto sia al codice fiscale dell'acquirente sia alla partita IVA dell'esercente. Non possono partecipare alla lotteria gli acquisti contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all'esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria ai fini di detrazione o di deduzione fiscale. Ciascuno scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile, a una sola estrazione annuale. Per ogni estrazione sono previsti premi sia per l'acquirente sia per l'esercente presso cui è avvenuto l'acquisto. Le vincite sono comunicate tramite PEC, la posta elettronica certificata, all'indirizzo comunicato nell'area riservata del portale Lotterie. In assenza di una PEC, la comunicazione verrà inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione segnalerà l'obbligo di recarsi entro 90 giorni presso l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o delle Entrate, in base alla propria residenza, al proprio domicilio fiscale. Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale. Giovedì 11 marzo 21 è fissato l'appuntamento per la prima estrazione che decreterà i primi 20 vincitori per scontrini trasmessi e registrati al sistema lotteria dal 1 febbraio al 28 febbraio 2021. Le estrazioni mensili verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese fra tutti i biglietti generati da corrispettivi e trasmessi e registrati dal sistema lotteria nel mese precedente l'estrazione. Da giugno si aggiungeranno anche le estrazioni settimanali, sempre il giovedì, fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi, trasmessi e registrati al sistema lotteria, dal lunedì alla domenica della settimana precedente. La prima estrazione settimanale è fissata per giovedì 10 giugno. Quindi c'è l'estrazione annuale che vale un premio di 5 milioni di euro per l'acquirente e 1 milione di euro per l'esercente, per cui competono tutti i biglietti generati da corrispettivi e registrati al sistema lotteria dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Governo al completo nel ritiro di Pergusa voluto dal presidente Nello Musumeci per approfondire il bilancio e le norme della legge di stabilità anche alla luce delle osservazioni fatte dalla Procura della Corte dei Conti su alcuni residui attivi del rendiconto 2019 che deve essere ancora parificato e dal quale secondo i magistrati contabili emergono circa 300 milioni di euro di partite anomale. Il governo ha deciso di ritirare quel rendiconto e di presentarne un altro alla Corte. Il nodo è capire se si tratti di residui non cancellati per errore da alcuni dipartimenti oppure di nuovo disavanzo. La situazione è delicatissima e la tensione è alta. Dopo la rilevazione della Corte dei Conti che dichiara l'inaccettabilità dei numeri sui quali si regge il rendiconto, Musumeci ha inviato una lettera di fuoco all'assessore regionale all'economia Gaetano Armao, che però si difende e punta il dito contro il Dipartimento regionale della formazione professionale e contro i dirigenti che si sono succeduti. L'assessore regionale dell'economia ha rappresentato i provvedimenti di recepimento dell'accordo con lo Stato e sono state esaminate tutte le proposte di bilancio di ciascun dipartimento in relazione ai fabbisogni ordinari di ciascun assessorato. I lavori si sono conclusi in tarda serata. Giovedì prossimo il governo si riunirà nuovamente per la formale approvazione degli atti. Sull'omicidio della giovane Roberta Siragusa gli inquirenti vogliono vederci chiaro. Il GIP scrive di voler chiarire delle ombre sulle testimonianze fornite da Pietro e dalla sua famiglia. Soprattutto il GIP ritiene possibile che qualcuno abbia aiutato nell'occultare le prove riguardanti la morte della ragazza. C'è il servizio. Continua a non trovarsi il cellulare di Roberta Siragusa, sembra essere del tutto sparito. Si conoscono gli ultimi messaggi spediti dalla ragazza, si sa
che ha avuto alcune conversazioni sui social, eppure il cellulare non è mai comparso dalla terribile notte di una settimana fa. Tecnici informatici dei carabinieri stanno passando al setaccio i tabulati del computer della ragazza per cercare di risalire a ogni minimo indizio che possa servire a chiarire cosa sia successo la notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio scorsi. Nulla viene lasciato al caso, il lavoro degli investigatori prosegue in modo incessante. La vita di una ragazza di appena 17 anni con violenza ed orrore è stata strappata dall'affetto dei propri familiari e amici, e sono in tanti a Caccamo a chiedere la verità sul delitto che ha portato dolore e sconforto nel piccolo centro del Palermitano. In tanti hanno permesso di ricostruire la personalità di Pietro Monreale, il fidanzato di 19 anni accusato ad oggi di aver ucciso Roberta. In tanti stanno partecipando alla raccolta fondi. In ogni esercizio commerciale c'è la possibilità di lasciare dei soldi per la famiglia. Tantissimi hanno aderito in silenzio, senza clamori. Mai come nell'omicidio di Caccamo sarà l'autopsia a dare le risposte ancora mancanti sull'omicidio di Roberta. L'esame si terrà all'Istituto di Medicina Legale. Per il perito Alessio Asmundo, nominato dal GIP Angela Lo Piparo, non sarà un lavoro semplice. Sin dall'inizio è sembrato tutto molto strano. I carabinieri, coordinati dal PM Giacomo Barbara, arrivati domenica mattina a casa di Pietro Monreale, hanno trovato la sua stanza in perfetto ordine, quasi maniacale, soprattutto in assoluta asetticità. Appariva la scrivania del giovane, nessun oggetto fuori posto, il letto rifatto, non c'erano abiti o altro. Scrive così il GIP di Termini Imerese, Angela Lo Piparo. Immagini significative, sottolinea il giudice, sono la rappresentazione plastica della precisa volontà di inquinamento delle prove. Tutto quell'ordine contrasta con lo stato di turbamento emotivo e l'inevitabile trambusto della rivelazione ai genitori di quella verità che essi stessi hanno ammesso essergli stata rivelata dal figlio. Non l'ho uccisa io, si è data fuoco, il padre ha chiarito così ai carabinieri. Non mi ero accorto dell'orario di rientro di Pietro, l'ho visto in pigiama e vestaglia a letto. Ha ancora aggiunto: mio figlio mi ha raccontato le ultime parole della ragazza prima di cospargersi di fuoco. Ora ti consumo io. E lui è svenuto mentre lei faceva quel gesto. Parole che non convincono il GIP. Sono di tutta evidenza le contraddizioni in cui sono incorsi i familiari dell'indagato, che pure si potevano avvalere del diritto di astenersi dal rendere dichiarazioni, contraddizioni su altri particolari non meno rilevanti e relativi agli orari in cui si sarebbero svegliati ed avrebbero ricevuto le confidenze del figlio, contraddizioni che sono diventate ombre pesanti. Non può escludersi, scrive anche questo il giudice dell'ordinanza con cui ha ribadito il carcere per Monreale, che l'indagato sia stato coadiuvato nell'azione. Chi ha aiutato Pietro? C'è stato in realtà un tempo scuro e sufficientemente lungo per cercare di fare sparire ogni traccia. Alle 9:29 di domenica mattina Monreale si presenta con il padre, un avvocato, alla stazione dei carabinieri di Caccamo e dice: è successa una cosa molto grave. Ripete la storia che la fidanzata si è data fuoco e si è lanciata dal belvedere. Continua a dire bugie. La madre di Pietro ha quasi giustificato il figlio. Pietro mi ha raccontato che lei lo aveva stuzzicato, dice, con dei pizzicotti. Ne avevo parlato con la madre di Roberta, con cui avevo chiarito la situazione. La ragazza si era assunta la responsabilità di aver provocato la reazione del figlio inerentemente a un occhio nero che la ragazza avrebbe avuto la scorsa estate. Parole che il giudice stigmatizza, rilevando ancora una volta la violenza dei comportamenti di Pietro Monreale. Il drammatico sospetto è diventato realtà nella tarda mattinata di ieri, quando l'elicottero della Marina Militare ha intercettato il corpo senza vita a 2 miglia marine dalla costa, successivamente recuperato dalla Guardia Costiera. Annegato nel mare di Catania, poco distante dal porticciolo di Ognina, il cittadino americano, che era uscito in mare per una battuta di surf. A far scattare le ricerche era stata una drammatica telefonata della sorella dell'uomo annegato alla Capitaneria di Porto per sollecitare le ricerche. In mare sono intervenuti anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco per il recupero del corpo. Sul fatto è stata avviata un'indagine. L'americano annegato è un militare di Sigonella. È morta ad Agrigento ieri sera Giusy Carreca, sempre in prima linea a dare testimonianza civica ed artistica. Il servizio di Margherita Trupiano.
Intelligente, arguta, bella, creativa e amante della cultura e dell'arte, una grande perdita per la città, ci ha lasciato Giuseppe Reca. Conosciuta e stimata attrice già negli anni 60, con la partecipazione al cabaret del Municipio, fu anche imprenditrice e con un passato di militanza politica nell'allora DS. Una strada, quella della politica, che abbandonò presto per divergenze sulle idee e i processi con i quali il partito si muoveva. Una donna lungimirante che seppe immediatamente trovare altre possibilità di esprimere il proprio genio creativo e le sue 1000 capacità di esserlo. Fu un'abile e piacevole conversiatrice. Il dialogo con Giusy era sempre, per chiunque, una fonte di crescita culturale. Fondò la prima ludoteca ad Agrigento, dedicandosi all'educazione e alla formazione culturale dei piccolissimi. Era certa che la conoscenza avrebbe salvato questo mondo e cominciò dai più piccoli. Ha rivestito tanti importanti ruoli sociali, fu anche presidente del Sor Optimist di Agrigento e fine attrice con apprezzate e riconosciute capacità di recitazione. Scrittrice con un grande impegno verso le tematiche femminili, ricordiamo il suo libro Cartoline colorate, che fece da base ad una pièce teatrale redatto in collaborazione con Anna Maria Tedesco. Fece parte della Unità Cultura della nostra emittente, curando per diversi anni insieme a Gaspare Agnello la rubrica Un libro per amico. Lascia un grande vuoto tra quanti la conobbero. Al marito Ninni Monteleone, agli amati figli e alla famiglia giungano le più sentite condoglianze della nostra emittente. Continuiamo questo nostro itinerario con Giuseppe Reca, animatrice di questa iniziativa, ecco, la vediamo anche alle prese con un antico carretto, insomma. Si chiama Carrozzuni veramente, infatti io grazie anche all'assessore Navato che mi ha invitato, presenterò ai bambini questo giocattolo che credo sia sconosciuto ai più, perché è qualcosa con cui però alcuni di noi giocavano, anche proprio nelle strade di questo centro storico che è stato attraversato anche da questi giovani. È importantissimo anche in questo caso ricostruire un filo della memoria che parta proprio dal momento in cui i giocattoli, i bambini se li costruivano con le azioni delle mani e poi ci giocavano, facevano le squadre, coi carrozzuni ci correvano, e stasera racconteremo anche una piccola storia che è tratta dal libro che abbiamo scritto insieme ad Anna Maria Tedesco, Toli Tolì. Io credo che questo possa servire non per demonizzare le nuove tecnologie che sono importanti e bisogna che continuino ad andare avanti, ma soprattutto proprio per cercare di capire loro, i bambini, da dove veniamo. Questi ragazzi devono capire da dove veniamo per poter anche costruire un mondo migliore. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Il prossimo 10 febbraio saranno trascorsi 35 anni dal maxi processo, la prima sconfitta di Cosa Nostra. Lo Stato decise di rispondere alla sfida sanguinosa e prepotente della mafia con il processo dei grandi numeri, a cominciare dalla folla di 475 imputati. L'intervista all'avvocato Antonio Ingroia, vediamo. 35 anni, eppure sembra ieri se ci giriamo lo sguardo indietro. Che mi dice? Eravamo tutti più giovani, avevamo tutti più speranze, diciamo che questa pietra miliare nella storia, non solo della lotta alla mafia, ma direi della storia siciliana e italiana, fosse l'inizio della fine della mafia, come Giovanni Falcone dice, e invece poi abbiamo scoperto che si sono fatti sì tanti passi avanti, maxi processo è stato il primo, poi altri, ma anche tanti passi indietro, quindi ancora la strada è lunga. Possiamo dire che è stata condannata alla sbarra, fosse un azzardo dire questo, che è stata condannata all'ala militare mentre le cosiddette teste pensanti sono rimaste fuori? Sì, possiamo dire così, ma quello fu comunque un grande successo. Quel maxi processo è stato la tappa in cui si è rotto, direi definitivamente, il mito dell'impunità della mafia e dei mafiosi. Possiamo dire senz'altro che quella prima tappa importante fu la tappa in cui bisognava colpire innanzitutto l'impunità, il mito dell'impunità dei mafiosi che prima venivano
sempre assolti con assoluzioni spesso per insufficienza di prove. Con il maxi processo ci sono le prime forti condanne. Nel frattempo cominciava già in quella strategia che Falcone, Borsellino e il pool avevano impostato la seconda tappa, quello dei colletti bianchi, dei politici, delle relazioni esterne, e infatti già nel maxi processo ci sono i cugini Salvo, gli ambasciatori in Sicilia di Giulio Andreotti, c'era l'ex sindaco di Palermo, Vito Gelgemino, che furono coinvolti nelle indagini del processo. Negli ultimi tempi sono venuti fuori degli episodi di cronaca che ci hanno, tra virgolette, regalato uno scenario molto inquietante di rapporti fra, non so come definirla, mafia e politica, che non più a braccetto ma un tutt'uno. Purtroppo, diciamo, è quello che inizialmente si intuiva, anche se non in queste proporzioni, e che poi successivamente si è profilato in modo sempre più chiaro, netto ed evidente, un rapporto perfino organico. Ha dimostrato che la mafia non esisterebbe se non ci fosse il rapporto con la politica. La mafia ha bisogno della politica e purtroppo troppo spesso la politica ha finito per avere bisogno della mafia, è andato a braccetto con la mafia. Ma perché non c'è una volontà nel debellarla? Eppure Falcone diceva che è un fattore umano, quindi l'uomo non vuole. Il punto è che c'è un problema di classe dirigente. Bisogna fare innanzitutto una riforma profonda, soprattutto etica e morale, della classe dirigente del nostro paese. Sino a quando non si riuscirà a fare una riforma della classe dirigente e quindi una riforma anche della politica, purtroppo non basteranno le operazioni di polizia in cui si arrestano i mafiosi per sconfiggere la mafia. E quindi, per chiudere, traendo in sintesi, è servito 35 anni fa quel maxi processo per darci un futuro diverso? Io credo di sì, perché ha dato speranze, chance e possibilità. Ricordiamo che a quei tempi c'erano anche gli operai, i lavoratori che scendevano in piazza protestando contro i magistrati perché dicevano la mafia dà lavoro, e oggi i giovani di oggi non pensano che la mafia sia una cosa positiva, che la mafia dia lavoro, però ancora c'è tanta strada da fare. Maria Concetta Floresta è il nuovo segretario generale del comune di Agrigento. Arturo Cantella. Ad Agrigento oggi con questo nuovo incarico. Ho già detto che sono molto felice di assumere questo incarico e soprattutto di collaborare con questa amministrazione, che mi sembra un'amministrazione molto per bene e che comunque, avendo davanti 5 anni, può comunque mettere le basi per qualcosa di veramente positivo. Me lo auguro e mi auguro che possiamo essere tutti partecipi di alcuni risultati. Ringrazio comunque tutti. Intanto applicando la legge e comunque avendo sempre un dialogo positivo che può comunque bloccare sin dall'inizio quelle che sono le azioni non conformi alla legge, e comunque con gli strumenti che abbiamo a disposizione non ad Agrigento ma in tutti i comuni. E chiaramente sempre chiarezza, trasparenza e legalità, e su questo non si è mai discusso. Ribadisco quello che poco fa ho detto, la dottoressa Floresta sarà qui per i prossimi 5 anni a darci una mano d'aiuto con la sua competenza. Proprio ha parlato lei stessa di trasparenza e di legalità, mi pare che siano i presupposti ideali per un percorso in comune. Agrigento ha tanto bisogno di un aiuto amministrativo, un aiuto come la dottoressa ci potrà dare. Speriamo che i buoni propositi, la mia campagna elettorale e tante anche altre previsioni possiamo metterle a questo punto in campo, vediamo se si potrà realizzare quello che sempre io ho voluto fare per la mia città. Mastello sbagliato e abbandono di rifiuti, 30 sanzioni in una settimana nel comune di Agrigento. 16 sanzioni da 600 euro a testa sono state elevate dal nucleo ambientale della Polizia Municipale, che ha pizzicato gli incivili che abbandonavano rifiuti per strada con appostamenti e verifiche. Sono state invece 14 le sanzioni per conferimento della spazzatura senza l'apposito mastello o per errata differenziazione. Stadio Comunale di Aragona, proseguono i lavori di ristrutturazione. Tonino Butera. Siamo allo stadio Totò Russo in sede di ristrutturazione, alle sue spalle un bel tappeto verde, signor Sindaco, è davvero un bel gioiello sta nascendo ad Aragona.
Sì, è un bel gioiello, diciamo che si è lavorato tanto, però oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere quasi realizzato questo campo sportivo che può dare lustro alla nostra collettività, anche perché è uno dei pochi campi nella provincia ad avere, diciamo, una realizzazione così particolare e così bella. Un'opera su cui l'amministrazione ha lavorato tanto anche in termini di efficientamento energetico, in quanto è stato ripristinato l'impianto di illuminazione a 4 torri faro e con una nuova generazione di proiettori a LED. Sì, nel progetto originario del campo sportivo non era prevista l'efficientamento energetico, c'erano degli impianti, diciamo, ormai fatiscenti e vecchi, quindi abbiamo previsto l'efficientamento energetico, la sostituzione di tutte le torri faro con un'illuminazione a LED, così i ragazzi e anche le società calcistiche si possono allenare di sera a un costo bassissimo. Ecco. Un Aragona che anche può vantare adesso un polo sportivo, perché in settimana avete assegnato i lavori di ristrutturazione alla palestra comunale, partiranno a breve i lavori, campo sportivo, piscina e poi palestra, diciamo che sarà un bel polo sportivo. Sì, nel 2018 abbiamo avuto la fortuna di avere finanziata anche il rifacimento di tutta la palestra comunale, abbiamo fatto la gara e venerdì abbiamo fatto l'affidamento dei lavori alla ditta aggiudicatrice, quindi a breve inizieranno i lavori della palestra che spero di essere ultimata nell'arco di un anno e mezzo massimo, quindi avere la possibilità di un centro sportivo veramente degno di nota. Non solo settore sportivo, ma ci sono anche altri lavori in itinere, se ne può parlare? Sì, ci sono tanti lavori in itinere perché abbiamo già firmato i contratti per un consolidamento qua a Valle del Vallone Petrosella, proprio dietro il cimitero. Abbiamo un altro consolidamento che parte dalla scuola Capuana e arriva all'ex Macello. Abbiamo affidato i lavori per il rifacimento del depuratore comunale, abbiamo affidato i lavori per la ristrutturazione del Palazzo Principe lato comune e a breve affideremo anche lavori per la ristrutturazione dell'asilo nido comunale. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.